La Drache, sull'estremità destra dell'ala austriaca, fu colpita 17 volte da proiettili pesanti. Perdette l'albero maestro e rimase quasi senza propulsione. Il comandante von Moll restò poi decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, Weyprecht, riportò la nave in combattimento. Sono le 11. Il contrammiraglio Vacca cerca di aggirare la squadra nemica accostando sulla sinistra per assalire le navi in legno. Così facendo, lascia le navi italiane centrali sole contro tutta la flotta austriaca. Il Re d'Italia, la Palestro e la San Martino restano circondate. Allora Persano punta con l'affondatore contro il vascello a 2 ponti Kaiser, cercando di speronarlo, visto che era privo di corazza, ma la nave austriaca lo scansa e finisce con uno scambio ravvicinato di bordate. La Re di Portogallo imita Persano sparando sulla Kaiser. Il commodoro Anton von Petz allora vira di colpo ed esegue un controsperonamento. Non avendo lo sperone, la grossa fregata Kaiser fracassa il grosso albero di Bonpresso contro il fianco della Re del Portogallo. Subito la Maria Pia assale la Kaiser in un terzo scontro a cannonate e la priva dell'albero maestro e della ciminiera. Il fumo di spari e incendi si alza denso, i 2 avversari non si vedono più e cessano i tentativi di speronamento. La nave di von Petz, in fiamme, va a rifugiarsi a Porto San Giorgio, scortata dalla sua squadra. Persano segnala alla seconda squadra di Albini di inseguirla, ma nessuno si muove. Tegethoff cerca di speronare la Palestro sulla poppa, tanto che si schianta il suo picco posteriore da cui sventola il tricolore, che è subito predato dalla nave austriaca. La San Martino si sfila e la Re d'Italia diviene il solo bersaglio. Un colpo d'artiglieria le scardina il timone colpendola da 700 metri, sicché diviene ingovernabile. Il capitano di vascello Emilio Faa di Bruno vide l'ammiraglia Herzog Ferdinand Max che irrompe con le macchine lanciate a oltre 11 nodi. Per schivare la collisione ordina macchine indietro, ma il Re d'Italia non ha scampo.
Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi e ben ritrovato il nostro ospite, l'onorevole parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Finanze, Raffaele Barato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, parliamo subito dell'attualità e parliamo di questi sindaci trevigiani, di questa protesta per i 24 milioni di euro del Fondo di Solidarietà, soldi che aspettavano ai nostri sindaci, ai nostri municipi fin dal 2015, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato. E parlando anche di soldi ai comuni, ci sono proteste dopo la legge di stabilità che dà ai comuni, ai piccoli comuni, un terzo dei fondi destinati per esempio alla Calabria. Lei ha chiesto una sospensione dell'attuazione e credo anche farà una interrogazione al Parlamento. Assolutamente sì, perché credo che noi, come al solito, non ci meritiamo questo, perché soprattutto il Veneto, la provincia di Treviso, che è sempre stata tra l'altro una provincia che ha sempre dato e sta dando tanto al paese, soprattutto alla nostra centralità di questo paese, credo che avrebbero avuto almeno un po' di dignità in più, dovuto dare un po' di dignità e non dare le briciole a questi comuni che sono sempre stati comuni che hanno investito in maniera seria, in maniera attenta per non sforare patti di stabilità, per non far debito verso lo Stato, e in questo momento quello che gli doveva essere dato non gli viene dato neanche un terzo. Senta, lei fa il parlamentare, prima è stato sindaco a Piederobba, ma è più difficile fare il sindaco ai giorni d'oggi o fare il parlamentare? Credo che se uno fa in maniera seria sia uno che l'altro, con un paese messo così sia difficile fare il sindaco, perché si fa fatica a dare risposta ai propri cittadini, e questo che lei bene ha detto è un esempio, e il parlamentare perché è difficile dare una risposta ai nostri amministratori nel territorio, perché credo che uno Stato serio, un governo che vuole governare per i propri territori, lo deve fare in maniera seria e in maniera concreta. Quando parliamo concreta e seria vuol dire dare a ogni territorio quel che gli aspetta, non si chiede nient'altro di più, e in questo momento viene tradito questo territorio. Senta, parliamo del Parlamento, un Parlamento in questi mesi di legislatura dove ci sono stati dibattiti accesi, anche tra virgolette un po' violenti, con anche delle risse, no? Un Parlamento particolarmente rissoso. Ci eravamo lasciati con la protesta dei gilet blu, gilet azzurri. Cosa rimane di quella protesta, di quello gilet che lei stesso ha indossato? Allora, noi andremo alla fine di questa settimana in tutte le piazze, non per protestare tanto